Marco Vullo, assessore dei servizi sociali del comune di Agrigento, comunica che ha aperto l'avviso pubblico per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani attraverso il distretto sociosanitario D1 con scadenza 20 aprile, che è uno strumento importantissimo di assistenza e aiuto per i soggetti beneficiari del servizio. Comunico, afferma Vullo con grande soddisfazione, che l'avviso per il servizio ADA rivolto ai cittadini che hanno superato i 65 anni attraverso il distretto sociosanitario D1 è aperto e le domande si possono presentare attraverso il bando. L'assistenza domiciliare è uno strumento di welfare fondamentale per chi riceve il servizio, che prevede concrete forme di intervento socioassistenziale, socio-economica per fronteggiare le oggettive difficoltà di chi è in condizioni di non autosufficienza totale o parziale e serve anche a ridurre i ricoveri in casi di riposo. Gli interventi essenziali stabiliti sono quelli di igiene e cura della persona, governo e igiene dell'alloggio, preparazione di pasti caldi a domicilio, servizio di lavanderia a domicilio, disbrigo pratiche varie, quali autorizzazione per richieste mediche, esenzioni ticket su farmaci ed esami clinici, richiesta contributi, commissioni varie. Naturalmente, afferma Vullo, per formulare le graduatorie finali degli aventi diritto, oltre alle certificazioni mediche di parziale o totale invalidità, o l'altro indicatore, la certificazione ISEE del nucleo familiare. Le domande per poter godere di queste agevolazioni ADA dovranno essere indirizzate entro il prossimo 20 aprile all'ufficio servizi sociali del comune di Agrigento. Posso dire, afferma Vullo, che nell'ottica del rafforzamento delle misure del welfare, l'ADA in un momento di emergenza sociale, assistenziale e sanitaria è una straordinaria opportunità per i cittadini che meritano attenzione e sostegno concreto da parte dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Miccichè, che ha come punto fondante e prioritario agevolare queste forme per rendere quantomeno più agevole la quotidianità di chi ne ha realmente e veramente bisogno.